Arriva dal Superga il colpo del girone Under 15 Elite. Per la 12ª giornata il Città di Ciampino batte la Vigor per Conti per 1-0 con gol su calcio di rigore di De Masi al 29esimo minuto del secondo tempo. Vigor per Conti subito pericolosa e Di Ciani la prima iniziativa personale sulla sinistra, conclusione del numero 7 Blaugrana respinta in corner. Ancora Ciani protagonista, all'11esimo esce Di Vincenzo con i tempi giusti, poi Pistillo a porta vuota mette alto sopra la traversa. Dal corner al 13esimo colpo di testa di Milana, salva Vaccaro sulla linea di porta. Città di Ciampino che si fa vedere per la prima volta, 17esimo Filipponi in piena area, manca il tempo della battuta e va sul fondo per il cross, De Masi a botta sicura trova Teramo sulla sua strada. Ancora Ciampino poco dopo, sempre Filipponi protagonista, diagonale dopo mischia in aria che si perde sul fondo. Ancora lo stesso va via sulla sinistra, al 20esimo sulla fascia di destra, cross in area raccolto da 40 che si gira e tira. Teramo compie due grandi interventi anche sulla successiva conclusione. Da corner l'ultima azione della prima frazione, palla ad uscire con Alfano pronto al cross, il tiro al volo di Pistillo viene parato. Nella ripresa ancora Ciani, in azione personale per il Blaugrana all'8º, tiro di destro alto sopra la traversa. Mentre al 12esimo sulla punizione di De Masi, Teramo è attento. Match che scorre senza sussulti fino al 29esimo minuto, errore difensivo Blaugrana con fallo di mano in area di rigore per il direttore di gara e penalty che De Masi si incarica della battuta, non sbaglia, 1-0 per il Città di Ciampino. Teramo risponde in maniera scomposta ad una provocazione dopo il gol e viene espulso, mentre al 32esimo la punizione di Barraco è preda di Di Vincenzo. Infine, da corner l'ultima vera opportunità per la Vigor per Conti, palla che si perde alta sopra la traversa e dopo il recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara.